poi vedremo anche le richieste. Raffaele Padrone, una vecchia conoscenza, e poi è passato anche nel TG l'altra sera, UGL Polizia. Ecco, diciamo che è risalito agli onori delle cronache perché ha detto che, vabbè, togliere il casco al poliziotto è un gesto anche comprensibile, ed è un gesto che andava fatto in quella circostanza. Sì, io penso che sia arrivato il momento di far vedere alla gente che la polizia, insomma, non è quella che si vede quando ci sono gli scontri di piazza, quando veniamo attaccati da pochi facinerosi. Quindi noi siamo lì per garantire liberamente a tutti, a quelli che legittimamente vogliono dimostrare e vogliono rappresentare le proprie problematiche. Questo è un caso diciamo criticabile sotto qualche punto di vista, ma è una manifestazione, è stato un gesto di solidarietà, ed è questo importante, un gesto di solidarietà di alcuni poliziotti che erano lì presenti, che erano lì in servizio, e a manifestare il malcontento. Cioè, noi non siamo d'accordo con gli organizzatori, ma siamo d'accordo con le problematiche che questo movimento 9 dicembre, come è giusto chiamarlo, ha rappresentato finalmente in Italia, in tutta Italia. Quindi un gesto veramente simbolico, apprezzabile, forse criticabile, ma finalmente i poliziotti hanno visto gli occhi di chi era dall'altra parte, e dall'altra parte si sono visti negli occhi senza casco, senza scudi. A dire la verità, avete visto anche qualcuno che vi baciava, per esempio, sì, quello non avete preso tanto bene. Quindi voglio dire che finalmente, certo che se sapevamo di ottenere tanto clamore per questo gesto, l'avremmo fatto prima. Il 19 e tanti altri anni, come racconteremo, abbiamo sempre dimostrato come noi possiamo fare, non possiamo fare sciopero, e nessuno ci ha badato. Ho capito. Prima di parlare con i rappresentanti politici in senso stretto, anche a Padrone chiederei un giudizio sulla questione ordine pubblico, perché non dimentichiamo che si può ben togliere il casco, però il vostro mestiere è essere a servizio dello Stato. L'ordine pubblico com'è? Che tipo di personaggi girano? Che tipo di composizione politica c'è in queste manifestazioni? Beh, quello che c'è come organizzatori, l'abbiamo visto, sono persone che non c'entrano nulla con la politica. Ovviamente gli scontri sono dovuti a persone, come dicevo prima, infiltrate in queste manifestazioni, ma poi non come in queste manifestazioni di questo movimento, di queste giornate, ogni volta, ogni volta che c'è una manifestazione. Abbiamo visto a Roma i movimenti studenteschi, insomma, io credo che a scuola, all'università l'abbiamo fatta tutti o quasi, le scuole abbiamo fatte, voglio dire, non si andava con l'elmetto, lo scudo e i bastoni, no? Si andava, forse coi libri, chi aveva voglia di studiare andava coi libri, quindi uno che si presenta alla manifestazione studentesca col casco indossato, il bastone o una specie di scudo, credo che questi siano i soliti facinerosi che poi creano i problemi di ordine pubblico. Questa è la realtà. Qui abbiamo notato che in piazza a 200 metri, dicevamo prima, a Torino, quando è iniziata tutto questo esploit dei caschi tolti o non tolti, abbiamo notato che c'erano a 200 metri in un'altra piazza, c'erano i colleghi che indossavano il casco e si difendevano dai lacrimogeni. Bene, io dico questo, noi purtroppo, per chi non è amante della polizia o delle forze dell'ordine, noi abbiamo giurato fedeltà alle istituzioni. Abbiamo giurato fedeltà alle istituzioni e a chi c'è all'interno delle istituzioni. Allora, noi in questo momento, se difendiamo le istituzioni, difendiamo anche il popolo italiano. Quindi non è una questione di scendere a compromessi o a patti, è che quello che dicevo prima in realtà è vero. Quello che stanno dicendo i colleghi, i signori del movimento 9 dicembre, sono cose che abbiamo detto anche noi più volte. Bene, questo è il vero nocciolo della questione. Infine, una cosa che voglio precisare: le forze dell'ordine prestano giuramento sulla Costituzione e non sulle istituzioni e su chi le occupa, e non mi si dica che è la stessa cosa, perché la stessa cosa non è. Questa viene da lei, Sì, viene da me, però vede, queste togliersi il casco. no, adesso devo rimetterlo, devo rimetterlo perché
sembra che questa cosa, vede, siamo borderline sulla strumentalizzazione della manifestazione, sulla legittimità della manifestazione, perché se io ascolto questi giudizi vuol dire che mi fa comodo così. Al poliziotto ha fatto comodo levare per dimostrare che le problematiche erano queste. Se io questa sera ascolto questo, mi rimetto il casco in questa sede. Perché? Perché, ripeto, noi abbiamo giurato fedeltà al popolo italiano. In questo senso noi giuriamo la fedeltà alle istituzioni o alla Costituzione, come dice il Signore. Però gira il luogo, giralo come vuoi. Noi dobbiamo garantire a chi vuole continuare a fare la propria vita uguale e non partecipare alla manifestazione gli stessi diritti di chi legittimamente manifesta. Questo è il vero nocciolo della questione. Se invece noi cerchiamo in borderline di strumentalizzare la manifestazione, non possiamo più schierarci da parte dei manifestanti, ma dobbiamo continuare a fare i poliziotti. Noi non lo vogliamo fare in questo momento perché, ripeto e spiego al Signore, noi sono anni dall'82 che ci è concesso di andare in piazza e manifestare e non ci hanno mai badato. Oggi a voi vi hanno badato perché si continua a discutere sul fatto che ci siamo levati i caschi. Sembra un po', perdonatemi, non c'entra, la discussione quando c'è stato Berlusconi. Con Berlusconi abbiamo parlato per mesi, l'Italia stava andando a rotoli e abbiamo parlato per mesi di Berlusconi. Oggi stiamo parlando settimane sul fatto... Ecco. Vabbè, può essere anche così. Comunque credo che si possa togliere il casco anche qui, Ma sì, la mia, guarda, la mia è un modo di dire perché assolutamente, sì, però mi scusi direttore, non loro, il senso era che qualche politico che si è dimenticato che non fa più il comico ci ha detto di non fare più le scorte, di non proteggere. Se non è ma scusi, se non è questa una istigazione alla subordinazione, noi non lo possiamo, rimandiamo al mittente questa alla lettera di Grillo. Certo, quindi non possiamo. Sì, la mia domanda alla persona qui vicino a me, il signor Raffaele, mi scusi, non ricordo il cognome, è questa. Se ho capito bene il suo intervento, lui dice è giusto che noi difendiamo, diciamo così, proteggiamo, non so se il verbo è corretto, i cittadini che non intendono manifestare da quelli che manifestano. E la domanda che io faccio a lui, democrazia, sostanzialmente. La domanda che io faccio a lui è questa: ma chi si sente più minacciato da queste manifestazioni? Quelli che non manifestano perché magari non hanno fiducia che si arrivi a qualche risultato? Io credo facesse riferimento alla situazione di Torino, dove c'è stata qualche denuncia in cui si diceva sono venuti a minacciarci perché tenevamo aperte le serrande.